Bene raga, ciao a tutti del comandone veneziano, Senna ha preso il largo, fioi. Senna domina adesso, noi malissimo, malissimo, malissimo. Siamo 17esimi. Ho fatto anche parecchi giri, mai trovato il setup, proprio one disaster, fioi, quindi... non è prevista pioggia, qualifica asciutto, ok. Fioi. Sarà dura, comunque in qualifica la macchina fa schifo, cioè in gara vediamo che fa il miracolo, però comincia a essere dura perché non vedo proprio un Senna dominatore. Vai raga, andiamo per un sogno quasi impossibile secondo me vincere con Prost e la Ferrari. Io ci provo, comunque Senna sta cominciando a macinare pole, Go, go, go. Vabbè, però non è possibile che mi bloccano così. Per fortuna niente di troppo yellow flag, vabbè. Comunque vedo una Ferrari veramente in difficoltà. C'è molta bagarre, c'è molta bagarre. Madonna, ma cosa ho fatto? Ai ai ai. Male male male. Male male male. Cosa succede? Mamma mia. Mi sono salvato per miracolo, raga. Se guardate dove è anche Mansell, fiore, c'è. È decimo Nigel, cioè, fiori. La dimostrazione che è proprio una Ferrari pessima, appunto. È Prost che ci mette il valore aggiunto, ma una Ferrari veramente oscena. Poi vedo molto meglio secondo me sui circuiti lenti. Anche Berger, ragazzi, lotta per il mondiale. Anche Gerardo lotta per il mondiale, signori. Attenzione, ci sta provando in tutti i modi Alain. Ma la zona punti è un miraggio anche oggi. Che bello. Bellissima la curva Cops, presa benissimo. E con delle qualifiche così, cosa vuoi pretendere? Qua se ne sta proprio andando il duo Berger-Senna. Mamma mia. No good, no good. Questa è la macchina, signori. Quella Cops. Ma non ho proprio ritmo, no pass, no pass. Che disastro, ragazzi.
Qua perdo, è qua che perdo una vagonata. Chiaramente davanti nessuno si ritira. Ma giro lento, giro lento. Giriamo troppo lenti. Non c'è molto da dire. Adesso veramente con questo risultato veramente comincio a perdere tanti punti sia da Berger che da Senna. No pass, no pass, no pass. Questa è la dura realtà. Non è che davanti nessuno molla. Un nono posto che non ammettere. Comunque Mansell, ripeto, ottavo, quindi Mansell non ha fatto neanche un punto con questa Ferrari, quindi la vedo dura. Bello. Che disastro. Sto girando anche, sto facendo i miei personali, ma serve a poco. Lontanissimo dalla zona point. Sta piovendo, ragazzi, qua piove, qua piove. Vediamo se cambia tutto. Vediamo se qualcuno sbaglia. Sta piovendo a Silverstone. Proprio giri, fotocopia da parte di tutti. Butzen ai box. Butzen ai box. Siamo ottavi. Forse qualcuno prova a mettere le gomme da bagnare. Non credo. Almeno se infatti ha già smesso di piovere. Che gara triste, ragazzi. Yellow flag per qualcuno intanto. Caffi, trasmissione. È fuori Caffi, è fuori Caffi.
Mamma mia, che gara anonima. E solo che neanche Mans riesce a prendere il sesto, cioè... È impressionante, una Ferrari oscena. Una brutta, bruttissima Ferrari. E a metà stagione o quasi sta abdicando il trono di rivale di Ayrton. Inizia l'ultimo giro di una gara triste, triste, triste. Mamma mia. In testa la corsa. Non lo so. Oh, nessuno ritiro davanti, fanculo. Barilla i box, barilla i box. Vince per Gerardo, questo può essere positivo. Vittoria per Gerardo. McLaren devastante comunque. Noi ottavi, male, male, male. Sotto la pioggia Ivan Capelli prende la pole position, cioè una qualifica mostruosamente incredibile. Senna secondo e incredibile Ivanone, noi noni proprio. Non che siamo Mans il 13esimo, c'è una Ferrari che boh, non so veramente in realtà. Prost ha fatto un miracolo arrivare, diciamo così, vicino a vincere. Non è prevista pioggia almeno in gara, vediamo se riusciamo a fare la rimonta. Dai raga, possiamo recuperare. Ok, è una gara favorevole, ma sta Ferrari è un camion. È un'affermazione di Prost dell'anno dopo, però. Del 91. Mamma mia. E che dopo nei circuiti veloci fa fatica. Infatti i risultati sono nei circuiti, diciamo, più lenti. Partenza un po' così. Però dai qua, secondo me Hockenheim, che è una gara iper favorevole, possiamo fare podio a mio parere. Ma guarda sto gol. Ma cioè, ma io dico, ma. Guarda Berger. C'era anche il karma, guarda come mi ha chiuso Gerhard. Vabbè. E adesso concentrazione, please. Concentration, please. Ho bisogno di questo. Vediamo se ho la forza, la capacità di prendermi almeno un podio per salvare una stagione che sta diventando imbarazzante. Ma vai. Ma è che almeno qua il gioco è un po' permissivo, perché sennò ciao. Dai, però si vede che Occhio è una gara favorevolissima. Ho fatto bei risultati a Hockenheim. Capelli ovviamente già terzo. Cosa ha fatto Capelli? Ha tolto una pola a Senna. Grande Ivanone. Ed è subito fastest di Ayrton.
Abbiamo Piqué. C'è Piqué davanti a noi. Vediamo se abbiamo la forza di pigliarli. Serve un erroraccio di Ayrton, è brutto da dire, ma un testacodino. Perché da Berger posso recuperare le posizioni. Questo è pochissimo ma sicurissimo. Cioè da Ayrton la vedo dura. Dovrei fare un filotto di vittorie. Però non sono ancora scappati via né uno né l'altro. Crediamoci. Mamma mia, il miracolo. Qua Alain ha fatto un miracolo senza un senso logique. Io nel lento sono forte, nel veloce faccio fatica. Piqué a tiro, Piqué a tiro. Perché Ayrton vola. E invece no, il fastest di Alain. Non sto capendo più un cacchio. Adesso c'è pass, c'è pass. Dobbiamo sfruttare le chicane. Dai che Piqué è superabile. Ok, salutiamo Piqué. Dai che no, che storicamente è una gara dove vinco quasi sempre. Adesso però c'è l'ostacolo più duro. Il brasiliano, 2 volte campione in carica consecutivo. Il mio obiettivo è arrivare all'ultima gara con ancora possibilità importanti di mondiale. Mamma mia, siamo quasi alla fine. Ma il passo ce l'ho oggi, eh? Una Ferrari che qualche aggiornamento forse l'ha portato dopo i disastri delle ultime gare. Dove ho perso punti su punti. Ma che Ayrton è un fenomeno. Però sto guadagnando, eh. Anche se il fastest è di Gerardo. Qua ho perso. Se Senna però vince sempre. Questa McLaren è anche molto affidabile. C'è una yellow flag, yellow flag. Barilla, trasmissione. Mancano 2 giri e mezzo. E non riesco a pigliare Ayrton purtroppo. Crediamoci, non è impossibile.
Finora lei ne ha vinto solo una gara a Imola. Dai, cacchio. E il giro record sta macinando Alain. Era tanto che non vedevamo una Ferrari e una Alain così. Il problema è che Ayrton, fioi, sta amministrando sapientemente il vantaggio. E mancano 2 laps remaining. E Berger è anche terzo, fio, non guadagno su nessuno, praticamente niente. Non guadagno niente su Berger, 2 punti. E perdo altri 3 su Ayrton. Capelli e box, capelli e box. Pareto, capelli, pole position mostruosa. Sta dando veramente tutto Alain. Attenzione però qua Senna è lento, eh. Brutto errore qua di Ayrton secondo me. Ha perso tantissimo qua Ayrton. No, ma Ayrton ha problemi forse. Ho un giro per tentare il miracolo di aprire il mondiale. A livello di morale, perché i punti sono comunque ancora parecchio indietro, però come morale potrei riaprirlo. Mamma mia. Chissà se Prost proverà una mossa illegale come ha fatto Senna a Phoenix, che vabbè, lasciamo perdere. Mamma mia. No, 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 no. Mamma mia. Che cosa ho rischiato. Guarda Ayrton come mi... Mamma mia, l'ultimo giro mi sono preso Ayrton. Mamma mia, che sofferenza, Beppe. All'ultimo giro mi sono ciucciato Ayrton. Non ho parole. Ho una tensione, ragazzi, senza un senso. Logique. Sto veramente... Se la porto a casa è la gara perfetta, fie. Siamo dentro il circuito. Dentro alle tribune. Certo che guadagno pochissimo, quasi niente, però vado a vincerla. E per il morale più importante forse so che dei punti. Alain vince la seconda gara a Hockenheim, grandissimo. Yes! Eccoli qua i grandi rivali. Raga, rispondo da campione. Alain risponde da campione. Ungheria è una gara iper favorevole, bisogna vincere. Speriamo bene la macchina. Pole position mostruosa. Senna terzo, Fede Cesaris ogni tanto first exploit. Alesi quarto, cioè boh. Grande De Cesaris, molto molto bene, ho caro per lui. E bisogna vincere. Dai che possiamo svoltare la stagione. Queste sono le mie gare. Vai raga. C'è tensione, Beppe. Dai. Speriamo di tenere la prima posizione e di vincere. Perché l'Ungheria è proprio di solito stradomino.
chiaro che Senna supererà tranquillamente le Cesaris, che comunque grande prestazioni. Il professore non vuole cederlo. Detto che è chiaro che dipende anche molto dalla macchina. Cioè, sta gara come ritmo sono sempre al top. Sta pitturando. Sta zitto come che sembra. Primo giro andato, ne mancano solo 10. E ho delle gare dove ancora domino. Tanto Senna ovviamente è secondo. Che sfida Senna Prost, ragazzi. Unica dal vivo. Nella realtà bellissima anche qua. Ecco, un campionato solo in Ungheria e le vinco tutte, salvo problemi tecnici, secondo me. Boom. Stiamo girando alla grandissima, Sono tanti giri però. Adesso parlo poco, ragazzi, ma mi sto giocando tanto. Mamma mia, come sto girando, ragazzi. Yellow flag. Dai Berger magari. Non pretendo Senna. Comunque Mansell ancora 0 punti, cioè. Non ho parole.
Aiuto. Dai che pitturiamo alla grande. Piccola sbavatura del talentissimo Len. Professore. Mamma mia. Ancora tanti giri purtroppo. Prima di quest'anno che ho tanti zero. Purtroppo. Ocio. Mamma mia che rischio. Dai fioi, dai. Le lunga ancora, le lunga. Certo che può vedere con che cioè, con che facilità qui in Ungheria giro veramente, cioè. Non chiedetemi il perché, ma... Barilla, foratura, barilla. Mamma mia, oggi gara sublime per il momento. Ma che Ayrton se fa una brutta gara arriva secondo, un po' come Alain di 88-89. Occhio, bravo.
mancano ancora 3 giri. L'è dura Beppe, l'è molto dura. Però stampa un giro mostruoso. Aiuto. Tensione altissima. Alain sente ogni rumorino. Two laps remaining. Non ci riusciamo a vincere una gara tranquilli. Posso. Inizia l'ultimo giro. Final lap Q indiano. Mamma mia, 20 secondi sto dando ad Ayrton in 11 giri. Ma in Ungheria però mi rendo conto che sono sempre gare così. È una gara congeniale, questo layout vecchio, diciamo. Ma i layout vecchi sono tutti più veloci comunque, no? Dopo il 1° maggio 94 è cambiato un po' tutto. I signori, Alain ha 2 curve nella seconda vittoria consecutiva, terza stagionale. Rosicchia altri 3 fottutissimi punticini al brasiliano. Ha solo una vittoria in meno, purtroppo, però tanti 0 rispetto ad Ayrton. Signori, Alain è tornato. Yes! Grande Alain. Raga, ecco la classifica, nonostante le 2 vittorie consecutive siamo ancora terzi, 55, 48, 47, Senna è saldamente al comando. Sarà dura, nonostante, vabbè, costruttori, vabbè, cioè, vittorie, siamo tutti a 3 con Berger. E pole position siamo là, però pago veramente dei ritiri e tante gare anonime. Speriamo bene, però la vedo un po' dura. Raga, sotto il comandone Veneziano. Ciao!